Gli studenti liguri sono tornati fra i banchi questa mattina, primo giorno di lezioni in seminario per la sezione di Chiavari del Liceo Linguistico da Vigo, il saluto del Vescovo e dell'assessore regionale Ilaria Cavo. Qui Gesù accoglie i peccatori e li invita alla sua mensa, la frase suggerita dal Papa da affiggere in ogni chiesa. Con Dio nessun peccato all'ultima parola, ha sottolineato Francesco. Tutta la Fontana Buona ha accolto l'immagine di Nostra Signora dei Miracoli rientrata a Cicagna dopo il restauro. Le corone poste sulla Vergine e sul Bambino benedette dal cardinale Angelo Bagnasco. Chiavari invasa pacificamente da centinaia di atleti di ogni disciplina. La festa dello sport ha chiuso idealmente la 2 giorni dedicata alla presentazione del patto sportivo educativo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Gli studenti liguri dunque sono rientrati fra i banchi questa mattina. Tante le novità del Tigullio, a cominciare dall'apertura di 2 classi del Liceo Linguistico da Vigo di Rapallo nella sezione staccata di Chiavari, che ha trovato sede nei locali messi a disposizione nel seminario vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto. Qui verrà proposta anche una metodologia didattica innovativa in via sperimentale. Vediamo. Siamo contentissimi perché è stato un parto sofferto, però un parto che ha generato due figli sani, che sono le 2 classi che abbiamo oggi qua, in un contesto che mi sembra adeguato, quantomeno per questo anno scolastico. Noi ci siamo messi sostanzialmente a servizio di una richiesta che evidentemente c'era e il fatto che qua ci siano 50 ragazzi lo conferma. Dal punto di vista della nostra scuola ciò ha consistito, diciamo, una ridistribuzione dell'utenza sul territorio, minimizzando mediamente i tempi di percorrenza casa-scuola per le famiglie. La sede di queste classi sarà temporanea, per il futuro cosa aspettarsi? Ma per il futuro so che ci sono diversi progetti condivisi da amministrazione comunale e da città metropolitana. Io mi aspetto scuole moderne sostanzialmente, con spazi adeguati, con spazi che non contemplino solo aule, in una modalità di far scuola che deve sicuramente essere differente. Quest'anno qua a Chiavari noi sostanzialmente sperimentiamo un orario intervallato, per cui ad ogni ora di lezione corrisponde un po' di pausa in cui i ragazzi si possano muovere nell'edificio, poter fare domande agli insegnanti e anche rilassarsi. Per far questo però ci vogliono spazi adeguati. Era doveroso ringraziare la Curia e il Vescovo, diciamo la Diocesi, per questa disponibilità di aula all'interno del seminario, vicino ai treni, e sono diversi ragazzi che arrivano da Sestri o da Lavagna che prendono il treno, e degli autobus per i ragazzi che ovviamente arrivano dall'entroterra, e ce ne sono. È un luogo bello ed è sicuramente un po' un unicum, perché è l'apertura di una scuola pubblica all'interno però del seminario. Credo che ci sarà una bella commistione, mi sembrano tutti davvero molto felici. Noi lo siamo, e quindi nel ringraziare la Diocesi, e ovviamente abbiamo fatto un grande in bocca al lupo a ragazzi che hanno scelto un indirizzo particolare, innovativo e che riapre al mondo. Quindi l'augurio che ho fatto è di non perdere nessun minuto prezioso di lezione, visto che noi ci siamo impegnati tanto per fare in modo che potessero iniziare a Chiavari, come legittimamente le famiglie chiedevano, il loro anno. E come avete visto, il vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini ha voluto portare il proprio saluto agli studenti del Liceo da Vigo che hanno iniziato la loro avventura scolastica quest'anno a Chiavari. Successivamente Monsignor Alberto Tanasini è salito al Liceo Scientifico Sportivo Gianelli, gestito da quest'anno dalla Gianelli Campus, per portare il proprio saluto. Assieme al vescovo della nostra diocesi anche l'assessore regionale Ilaria Cavo, che avete già visto nelle nostre immagini, nelle interviste nella sede del Liceo da Vigo. Ilaria Cavo ha voluto in questo modo manifestare la vicinanza da parte di Regione Liguria al mondo dell'istruzione paritaria, un servizio nel corso del telegiornale di questa sera. E sono stati 283 gli interventi effettuati negli ultimi 4 anni nelle scuole liguri dalla Giunta regionale, oltre 100 milioni di investimento complessivo. I dati sono stati resi noti proprio nel giorno dell'avvio del nuovo anno scolastico dal
dal governatore ligure Giovanni Toti e dall'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaiola. In totale gli edifici scolastici in Liguria sono 920, circa un terzo in questi 4 anni è stato oggetto di un intervento. Sono state realizzate 15 nuove scuole, 6 palestre, 49 gli interventi di adeguamento alle normative antincendio. In questo momento siamo in attesa dell'approvazione da parte del Ministero del piano annuale per l'edilizia scolastica per quest'anno, ha concluso l'assessore regionale Marco Scaiola. Da questo ci aspettiamo ulteriori 30 milioni di finanziamento che serviranno prevalentemente per la realizzazione di nuovi edifici scolastici. Commentando il Vangelo domenicale, Papa Francesco ha sottolineato l'annuncio meraviglioso descritto da Gesù nelle 3 parabole da lui raccontate. Gesù, ha detto il Papa, accoglie i peccatori e mangia con loro. Una risposta a quanti lo criticavano, vedendolo in compagnia di pubblicani e peccatori. Il pontefice, con tono paterno, ha quindi rivolto un invito ad affiggere sulla porta di ogni chiesa la frase che potremmo scrivere, appunto, ha detto il Papa, sulla porta di ogni chiesa. Qui Gesù accoglie i peccatori e li invita alla sua mensa. Chi si perde può ritrovare la strada e dare una svolta alla propria vita accogliendo il perdono di Dio che non si stanca di aspettare ogni suo figlio. È questo il senso profondo delle parole di Papa Francesco all'Angelus, che pronuncia anche una frase da poter scrivere sulle porte delle nostre chiese. Qui Gesù accoglie i peccatori e li invita alla sua mensa. Chi si perde nonostante le ombre che possono addensarsi durante i periodi di smarrimento ha una certezza. Il Signore, afferma il Papa, attende ogni giorno che ci accorgiamo del suo amore. Non avere paura, Dio ti ama e sa che solo il suo amore può cambiare la tua vita. Ma l'amore infinito di Dio per noi peccatori, aggiunge Francesco, può essere rifiutato. È quello che fa il figlio maggiore della parabola. Egli non capisce l'amore in quel momento e ha in mente più un padrone che un padre. È un rischio anche per noi credere in un Dio più rigoroso che misericordioso, un Dio che sconfigge il male con la potenza piuttosto che col perdono. Non è così. Dio salva con l'amore, non con la forza, proponendosi, non imponendosi. Anche noi, come il figlio maggiore, conclude il Santo Padre, sbagliamo quando ci crediamo giusti, quando pensiamo che i cattivi siano gli altri. Non crediamoci buoni, perché da soli, senza l'aiuto di Dio che è buono, non sappiamo vincere il male. Ma com'è possibile allora, chiede Francesco, sconfiggere il male? Accogliendo il perdono di Dio, accogliendo il perdono dei fratelli. Succede ogni volta che andiamo a confessarci. Lì riceviamo l'amore del Padre che vince il nostro peccato. Non c'è più. Dio lo dimentica. Dio, quando perdona, perde la memoria, dimentica i nostri peccati. Dimentica. È tanto buono Dio con noi. L'immagine di Nostra Signora dei Miracoli, gruppo ligneo del XIII secolo, è tornata nella sua collocazione originaria, la chiesa parrocchiale di Cicagna, dopo un lungo e complesso intervento di restauro. La statua della Vergine e del Bambino, incoronata per il rientro, è stata accolta e benedetta dall'Arcivescovo di Genova, Cardinale Angelo Bagnasco. Un lungo e corale applauso ha accolto l'immagine di Nostra Signora dei Miracoli al suo arrivo sul piazzale della chiesa parrocchiale di Cicagna. Corale come è stato l'intervento della popolazione, la partecipazione al gesto di tutta la valle dell'antico capitaneato di Rapallo, delle istituzioni locali, della città metropolitana e della regione. Per la comunità di Cicagna, ma direi della Fontana Buona, è un momento di grande soddisfazione. Il suo restauro vuole rappresentare un momento di rinvigorimento, diciamo, dei nostri cuori, un momento di nuova luce un po' su tutta la vallata. Vedere tanta gente è un piacere immenso e la cosa più bella che posso chiedere per tutta la nostra comunità è avere sempre questo senso di unione e di fratellanza tra tutti noi.
La statua è del XIII secolo. Il 15 settembre del 1537 l'evento miracoloso che ha dato vigore alla devozione, ossia il ricoprirsi d'oro dell'immagine mariana. Il restauro, eseguito dal laboratorio regionale con contributo di Regione Liguria, è stato lungo e ha avuto necessità di un'opera particolarmente accurata. Sono state eseguite parecchie operazioni, dalla disinfestazione, dal spesso strato di polvere che ricopriva le statue e poi soprattutto dalla mancanza di coesione che c'era fra la pellicola pittorica e la superficie lignea, che negli anni ha subito delle contrazioni a causa delle condizioni climatiche, diciamo, si è ristretto, quindi si sono create delle spaccature e quindi abbiamo dovuto risanare. La parte più compromessa era proprio questa veste dorata, anche per lo spesso strato di gesso che era stato sovrammesso. E quindi il mio lavoro è stato proprio quello di rifissare tutti i vari strati che stanno sotto alla pellicola dorata. A celebrare l'Eucarestia nel giorno del ritorno della statua l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, che ha benedetto le corone poste sul capo della Vergine e del Bambino. Espressione di una bella devozione alla Madonna, una devozione secolare che nasce tanti anni, tanti secoli or sono e che la comunità appunto di Cicagna ha accolto, mantiene, rinverdisce anche attraverso questo gesto così bello del restauro dell'immagine della Madonna. Questo pomeriggio, in occasione della festa della Dolorata, a partire dalle 16:30, nell'omonimo oratorio in via Giuncheto a Santa Margherita Ligure, sarà celebrata la Santa Messa con l'unzione degli infermi. In occasione della Giornata Mondiale della Crescita, che si celebra il 20 di settembre, l'Istituto Giannina Gaslini di Genova promuove una serie di iniziative dedicate all'approfondimento dei problemi e alle nuove terapie in materia di accrescimento infantile. In particolare, l'Istituto offrirà visite gratuite e senza necessità di prenotazione nelle giornate del 23, 25 e 26 settembre dalle 14 alle 17 negli ambulatori di endocrinologia pediatrica che si trovano nel padiglione 16 al piano terra per valutare bambini e adolescenti con problemi di crescita e di sviluppo. Per informazioni 010 56 36 2357. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo perché abbiamo tutti gli aggiornamenti di cronaca e lo sport. Corriere della Sera, sfida al governo da Pontida, Salvini referendum anche sulla sicurezza, Movimento 5 Stelle PD un patto per l'Umbria, il leader alla manifestazione più partecipata del Carroccio, Zingaretti e Renzi, restiamo uniti. E intanto i nuovi alleati, l'illusione di una partita già decisa, il commento di Pierluigi Battista. Trattativa con l'Europa, Grecia e Spagna sì sui migranti e poi ancora i professori 100 euro in più in busta paga, l'intervista del Corriere della Sera al neo ministro dell'istruzione Fioramonti. E qua una dichiarazione che oggi è su tutti i quotidiani: la sofferenza di Bosso, non posso più suonare. Ezio Bosso ha 48 anni ed è colpito da una malattia degenerativa. L'annuncio del musicista al Festival del Levante di Bari ha spiazzato molti fan. Addio pianoforte, Ezio Bosso, non riesco a suonare, ho troppo dolore, ma finché ho forza continuerò invece a dirigere. Qua lo vediamo in un momento della sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2016. La stessa notizia la troviamo anche sulla prima pagina del Secolo XIX, l'annuncio del musicista Bosso, non posso più suonare, per favore non chiedetemelo. E a fianco anche la notizia della sconfitta del Genoa a vantaggio dell'Atalanta, il Genoa combatte senza paura, beffa di Zapata a tempo scaduto, ma il titolo principale riguarda l'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi e sullo stato dei viadotti sulle autostrade gestite da ASPI. Autostrade, resa dei conti sul futuro dei manager, i PM, documenti nascosti, le carte dell'inchiesta sui viadotti, pressioni imbarazzanti dei dirigenti. Oggi si riunisce il CDA della holding dei Benetton e rischia l'amministratore delegato Castellucci. La polemica ASPI contro ANAS,
ANAS spendono meno di noi per la manutenzione. E poi domani le elezioni anticipate in Israele, Gantz sfida Netanyahu testa a testa secondo i sondaggi. L'intervista del direttore della Stampa Maurizio Molinari a Gentiloni: l'Unione Europea deve ripartire dai diritti e dall'ambiente, parla il commissario dell'economia. E ancora dal secolo XIX, prima campanella nel Levante, al via tra gli ostacoli l'anno scolastico, al Caboto si riparte con metà dei docenti, Lozzati sorride, Gianelli la rinascita. 5 sedi diversi per 61 classi del liceo Marconi del Pino. Alle 11 l'assessore Lara Cavo ha inaugurato il Davigo di Chiavari, la nuova sezione del linguistico su Chiavari. Cogorno, lavori antisismici, Borzonasca all'autonomia, questa è la situazione nell'entroterra. E ancora dal secolo XIX, ieri si è chiuso il Festival della Comunicazione, uno show per 37.000 persone, tema la civiltà, parata di big alla giornata conclusiva da Massini a Cottarelli, da Bizzarri a Rampini, successo anche sui social. Diverte il siparietto di Freddi Farinetti, Mentana, la rete ha sbaraccato tutto. I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti ieri pomeriggio attorno alle 17 per soccorrere una donna a Porto Pidocchio a Camogli. La 65enne è scivolata dagli scogli cadendo in acqua e ha battuto la testa. Dopo i primi soccorsi prestati dai volontari della Croce Verde di Camogli, la donna è stata trasportata con una imbarcazione della Guardia Costiera a Camogli e quindi trasferita al pronto soccorso. Il servizio di prevenzione dei reati predatori e delle stragi del sabato sera dei Carabinieri di Chiavari nella notte fra sabato e domenica ha portato a 5 denunce. Un 39enne con precedenti di polizia per aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari, un 22enne per guida in stato di ebbrezza e gli è stata anche ritirata la patente. A Neirone è stato denunciato un 52enne per disturbo della quiete pubblica, un 35enne è stato denunciato perché sprovvisto del permesso di soggiorno, mentre un 66enne è stato denunciato per percosse perché ha strattonato ripetutamente una persona. Un 45enne è stato denunciato dai Carabinieri di Recco perché è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 16 cm e di un paio di forbici lungo 18 cm. L'uomo era già sottoposto all'obbligo di presentazione giornaliera perché gravato da pregiudizi di polizia. Gli oggetti sono stati sequestrati. Per gli altri aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Cristina Oneto. Grazie Emanuele, un saluto a tutti i telespettatori. Parliamo di sicurezza della navigazione tra intelligenza artificiale e cetacei, un tema che è stato approfondito questa mattina nella sede regionale dell'ARPAL della Regione Liguria con la presentazione del progetto europeo Interreg Marittimo, ovvero intelligenza artificiale per la previsione, il rilevamento e la sorveglianza in tempo reale del mare al servizio della sicurezza della navigazione transfrontaliera. L'Agenzia regionale Ligure è infatti capofila di un gruppo partner che comprende Fondazione CIMA, Consorzio RAM e Université du Toulon. L'obiettivo principale del progetto è aumentare la sicurezza della navigazione in area transfrontaliera e minimizzare il rischio di collisioni tra navi. Questo proprio dovuto anche al fatto che il mare, la navigazione avvenga in siti dove si presentano grandi mammiferi. È uno degli aspetti di questo progetto che mira a creare una rete di sorveglianza in tempo reale con segnalazioni e allarmi gestiti dall'intelligenza artificiale per monitorare la presenza di grandi cetacei in prossimità di rotte ad elevato traffico. Non ultimo, si approfondirà il tema della gestione dell'emergenza in caso di incidente marittimo e quello della consapevolezza rispetto al rischio di collisione e altri rischi legati alla navigazione in mare aperto. È tutto linea allo studio. Grazie. Come preannunciato, ieri Chiavari è stata invasa pacificamente da centinaia di atleti di ogni disciplina che hanno animato la festa dello sport. La manifestazione è stata organizzata a coronamento di una 2 giorni promossa da Comune e Centro Sportivo Italiano con lo scopo di presentare il patto educativo sportivo. Sentiamo alcune delle voci che abbiamo raccolto che saranno proposte integralmente in una delle prossime puntate della nostra rubrica Si può dare di più. La pallavolo in campo anche oggi.
Sì, beh, è una bellissima giornata, festa dello sport, poi la location è veramente bellissima qui in Piazza Mazzini e in tutti i carruggi, e noi abbiamo portato un po' dei nostri bimbi e devo dire oggi c'è stata molta affluenza stamattina, pomeriggio, abbiamo fatto giocare i ragazzi, che la pallavolo poi si presta anche a chi comincia a fare qualche palleggio, qualche attacco, quindi una bellissima giornata. Una bella stagione questa, Alessandro. Sì, assolutamente, è iniziata lo scorsa primavera con la vittoria nel campionato italiano per la nostra giovanissima atleta, si chiama Alessia Marena, 8 anni, campionessa italiana, quindi siamo molto orgogliosi e siamo qui a fare un buon lavoro, cerchiamo di fare un buon lavoro, dai. Oggi è una bella giornata dove appunto ci si può cimentare in tanti sport, tra i quali il nostro, dove appunto grosso divertimento, i bimbi possono sperimentare con le attrezzature elettriche la nostra disciplina e quindi divertirsi in questo contesto di Chiavari. Basket in piazza, sembra che sia andato tutto bene, i ragazzi si sono divertiti, molti bambini si sono avvicinati, speriamo che li troviamo nei prossimi giorni in palestra, visto che lo scopo era comunque questo. Qui abbiamo tutto il settore silver che è molto numeroso e tecnicamente preparatissimo, e il settore gold, quindi è l'agonismo diciamo a 2 livelli, e poi abbiamo avuto tanti bambini che hanno provato e si sono appassionati a questa disciplina che è sempre comunque giovane. Oggi abbiamo portato la parete di arrampicata, come avete visto, che è una cosa che piace moltissimo ai bambini, per cui siamo stati assaltati molto volentieri da tutti i bambini. Impegnativa ma molto gratificante, che oltre a fare all'interno della palestra poi ha uno sfocio verso l'esterno, quindi nelle varie falesi ligure, accompagnati da istruttori ovviamente tramite il CAI. Sabato e domenica si è svolta la regata velica Coppa Giorgio Elella Gavino, organizzata dallo Yacht Club Chiavari. Il meteo non è stato d'aiuto, con temperature estive e assenza di vento. Sabato le imbarcazioni si sono comunque cimentate in una prova nonostante il mare calmo e il vento di soli 5-7 nodi. Domenica invece l'assenza totale di vento non ha permesso lo svolgersi della manifestazione. La Coppa Challenge Giorgio Gavino per il raggruppamento ORC Overall è stata assegnata a capitani coraggiosi 3 di Federico Felcini e Guido Santoro dello Yacht Club Chiavari. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi, la prossima andrà in onda come sempre a partire dalle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.